Eder. McAllister. Il 14 dicembre 2021, Liliana Resinovic scompare improvvisamente, lasciando dietro di sé un mistero senza precedenti. La sua casa, al momento della scomparsa, è stata trovata con il corridoio ancora illuminato. Circostanza insolita soprattutto se si considera che le chiavi della donna erano scomparse nei giorni precedenti. Un mazzo di chiavi originali, tenute insieme da un portachiavi a forma di L, iniziali del suo nome, era stato smarrito, portando ad una possibile connessione con la scomparsa. Dopo 3 settimane, il corpo senza vita di Liliana viene ritrovato nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Inizialmente, si ipotizza che si sia trattato di un suicidio, ma le indagini ancora in corso non stanno riuscendo a risolvere il giallo. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha rivelato un dettaglio interessante riguardante il giorno della scomparsa. Al suo ritorno a casa, ha notato che la luce del corridoio era ancora accesa. Nonostante ciò, ha attribuito la cosa ad una semplice dimenticanza, considerando il fatto che Liliana era una donna attenta e metodica. In un'intervista precedente, Visintin aveva espresso la sua convinzione che Liliana fosse terrorizzata dal suo presunto amante, il quale ha risposto a queste accuse definendo il marito idiota. Tuttavia, dai tabulati telefonici emerge che tra l'amante e Lily sono state effettuate numerose chiamate nei giorni precedenti alla scomparsa, sollevando il dubbio che la relazione potesse essere più intensa di quanto ammesso da Sebastiano. In attesa dell'esumazione del corpo di Liliana per l'analisi dei suoi abiti, la procura sta seguendo diverse piste per scoprire la verità sulla morte della donna. Nel frattempo, le dichiarazioni contrastanti del marito e del presunto amante continuano a confondere ulteriormente la situazione lasciando totalmente confuse le migliaia di persone interessate. Ciò che aveva messo su la lavatrice e la metteva di notte, e la metteva di notte, e la metteva di notte, e la metteva di notte e poi metteva a asciugare subito. Lei diceva che costa molto di meno la corrente di notte. E allora lo faceva sempre. E la mattina, e la mattina, e la mattina, e la mattina, lei ha fatto la lavatrice, ha messo a asciugare, ha preparato la colazione. Un mistero senza precedenti e questo lo confermo, in Italia spariscono e vengono uccise tantissime persone di qualsiasi età, ma il caso Resinovic ha un interesse mediatico incredibile, questo in considerazione dell'età anche leggermente avanzata di Liliana non trova a mio avviso una spiegazione logica. Tanti casi nel momento in cui salgono alla ribalta mediatica vengono seguiti ma poi l'attenzione scema, il caso di Liliana Resinovic invece non scema mai a livello mediatico. Come mai? Come mai c'è tutta questa gente interessata? Può essere che anche trovando questa risposta potremmo trovare un pezzettino di verità e tra Euro e San Siro continueremo a cercare una risposta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.